Uno degli appuntamenti fissi sui quali la Regione crede che sia opportuno non rinunciare per tenere delle nebbie, insomma, quel mese particolare in cui, finiti i raccolti, una volta erano il momento in cui ci si raccontava. Ovviamente questo diventa l'elemento importante e fondante di ciò che insieme alle Pro Loco del Veneto vogliamo andare a portare in giro per il Veneto. Il cosiddetto mercato intorno lo è e lo danno i numeri stessi delle precedenti 4 edizioni, che ogni edizione sta via via crescendo sempre più dal punto di vista non solo appunto dello spettacolo di per sé, ma di tutto ciò che ruota intorno. E questo quindi ci fa ben sperare, ben vedere, ben capire che quelle che sono gli investimenti in cultura sono investimenti che poi hanno anche una ricaduta economica importante sul territorio. Mettere in evidenza è quello che novembre non è il mese cosiddetto degli americani, ma deve essere il mese dei veneti, dei misteri veneti, delle leggende venete, di tutto ciò che da questo patrimonio storico e culturale poi si è potuto da una parte mettere in evidenza, dall'altra portare in giro per il mondo appunto con l'eccellenza che c'è in America. Quest'anno poi abbiamo voluto fare qualcosa in più, nel senso che grazie soprattutto alla buona volontà delle Pro Loco, la volontà è quella che su questo patrimonio che ormai anno per anno viene riconsegnato a tutti gli utenti e usufruitori di questi spettacoli, quindi farne diventare un archivio storico, la volontà è quella anche di far in qualche modo di coinvolgere anche tutti i veneti che ci sono in giro per il mondo. Perché questo? Perché come lo è anche in altri settori, la terza, quarta, quinta generazione ormai di veneti che ci sono in giro per il mondo sono magari appunto detentori di alcuni di questi patrimoni di misteri e leggende che magari anche nel nostro territorio si sono perse. E quindi la volontà è di cercare in giro per il mondo attraverso i veneti ciò che di misteri e leggende c'è stato e che magari appunto si è perso qui da noi. Il professore Estival che sostiene questa grande iniziativa insieme con le Pro Loco Venete. Ormai è un connubio che sta durando da qualche anno e anche in quest'altro progetto abbiamo voluto collegarli e quindi creare un connubio con una sezione specifica rivolta alle scuole, rivolta anche a un lavoro a 360 gradi di valorizzazione di quella che è la nostra cultura, di questa che è la nostra tradizione, di quella che è la nostra storia, la nostra identità. Che noi cerchiamo di pagare nel miglior modo possibile. Nella nostra organizzazione è una testimonianza per noi importante e forte che ci sono sempre più eventi. Io ringrazio anche alcune Pro Loco presenti oggi. Alle Pro Loco non abbiamo potuto, visto che le Pro Loco sempre di... Essendo 52 spettacoli che vengono fatti nel territorio, cioè vuol dire che teoricamente diamo meno di 300 euro allo spettacolo. Quindi significa che il volano che da sole le Pro Loco mettono in moto, realizzando anche spettacoli che sono altro che da 5-10-20 mila euro a spettacolo singolo, è evidente quindi che il lavoro che fanno valorizza ciò che viene fatto poi nel territorio, ma che evidentemente questo piccolo volano che vuol mettere a disposizione la Regione però dà poi un grosso volano all'interno del territorio stesso. Questo perché ovviamente è grazie a questo straordinario mondo del volontariato rappresentato dal mondo delle Pro Loco. Io credo e spero che per il prossimo anno e partiamo poi per andare alla grande. Prima di passare la parola a Toso Fei dal punto di vista associazioni Pro Loco italiane,
E noi ci stiamo impegnando in una serie di collaborazioni, di sinergie molto importanti. È tutta finalizzata a dare degli strumenti operativi importanti alle nostre Proloco per far vedere di che pasta sono fatte. Le Proloco, se vogliamo avere un'immagine in questo momento, legate al campanile, una volta entravano nel campanile ma rimanevano sotto, magari qualche volta suonavano le campane. Adesso le Proloco salgono il campanile e vanno a vedere in alto, dove il territorio è molto più ampio, e si affacciano a una serie di collaborazioni importantissime. Alcune cose che stanno portando veramente un grande interesse intorno alle nostre associazioni. Mettiamo alla prova i nostri volontari e i nostri volontari rispondono in maniera eccezionale. Di questo qualcosa di nuovo da vendere, c'è, è questo. Per fortuna, no? Come è stato detto, non conosce crisi. Non conosce crisi perché c'è attesa, c'è aderenza territoriale, c'è entusiasmo, ma soprattutto ci sono le storie. E sono le storie che vincono perché non sono storie inventate, no? Ce lo ripetiamo di anno in anno, ma è così, sono le storie del territorio e quindi sono una componente importantissima della memoria, ed è memoria che si fa identità viva, lo fa attraverso forme di spettacolo, no? E questa è una delle grandi intuizioni del festival, e quindi anche quest'anno noi andremo a parlare sì di mistero in senso lato, mistero che significa leggenda, mistero che significa mito, che significa curiosità territoriale, che significa aneddoto storico, che significa località dal nome magari come dire, insolito che va svelato, e spettacoli di burattini e giochi per bambini, perché non dimentichiamo neanche mai i più piccoli, no? I boschi, insomma è un festival, guardate, che per diffusione territoriale, per numero di eventi, per durata, ha veramente pochi eguali. Siamo riusciti a